Il 25 agosto 2000 partiamo dal Altipiano del Montasio, eccolo qua di fronte a noi, e andiamo in direzione del Monte Cimone, di cui intravediamo il cupolone, a meno che non sia il Pizzo della Pieve, da Viene che sei appena a Rio. Lasciamo il gruppo del Canin, eccolo qua, e riprendiamo la salita. Di fronte a noi il Canin, con gli ultimi brandelli di ghiaccio. Cos'è, un bivacolo via che ti vede il riflesso su del vetro? L'arrivo della seggiovia. Non lo trovavi, ti può dire tu che te vuoi, dai. Giro panoramico al Montasio. Dio, guarda che è stupenda. Guarda, è un pascolo che è incredibile sto qua. Guarda che pascolo che hai qua, ragazzi. Ma la passero lo via, il casello là vicino. Era Drio, sì, era Drio. E un bel po', che passò? Cartelli segnaletici, Montasio. Ci lavori là. Quando mi fa il caso che ti fai sempre ciampo, non può fare. Perché allora ci fa la via, non si fa. Perché se Rico fa buono, fa formare. Sotto noi Canin stiamo risalendo il vallone del Vandul in direzione del passo. Strane formazioni di rocce, una puddinga. Qua l'uomo delle caverne. Canin sempre davanti a noi. Corrado sorride. Oh, arrivo Forcella Vandul, poi verificheremo la quota. Corrado all'attacco della ferata.
Queste riprese qua sono tutte bevute che poi vi costa, eh? Non sta a crederti. Fa via. Va bene Giancarlo? Ottimo, ottimo. Piano piano. Sì, guarda, non ho nessun che ne corro io. Si chiama? Ah, si chiama sentiero attraversato. Sì. La ferrata cosa aveva? È un po' più esposta. Ah, più... Più da... Ah, Besona dalla cima rinuncia. Mi scocciava proprio. Comunque le peggiori l'ho visto in Tofana. sono già bei. Ecco il Plauris. Vieni, E che lì è una stravetta. Qui. Marmotte di fischia. Che spettacolo che è qua, ragazzi. Io che... No, merda ragazzi, oh! Scherziamo? Favoloso le tiro. Madonna. Allora che hai detto delle Giulie? Bellissime. Belle, eh? Non riesco a localizzare il bivacco, forse ho Ma quelle... qui Giancarlo bisogna fare una foto Chi di fronte a queste moncate qua. Montasio sto qua allora, no? Eccolo là. Eccolo lì, guarda. Bello, c'è di Gio di Miesegnot. Lì c'è un vecchio villaggio di guerra, no? Di cui hanno ricordato. E c'è una via di salita al montaggio che è molto famosa, la via di Dogna, che è considerata una delle più belle salite delle Giulie. È solo un secondo grado, però volo di salita, cioè salì tutti strapiombi. Con un bivacco intermedio in grotta. Bene ragazzi, ciacolale bel ma bisogna camminare. Gran Ciampaner. Vedo di fronte ne alti, quel ghiaggio in fondo, quella punta. Davanti noi. Sì, sì. Quello è il Gran Campanaro. Cioè? Grossglockner. Quello là. Sì. È il Gran Ciampaner.
Adesso vedo le indicazioni che le dice. La vedo di lì allora. La tua fa la canorina, prendila via. No, 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 che è? Scherzi. Non l'ho fatto vedere la cassetta lì. Ma no, ma anche i militari forestieri. Proprio senza vedere chi è. Lui arriva, Io non arriva fin qua però, Porta sulla roba. Allora, si dopo è arrivato, dopo è arrivato. Vero Giancarlo? Sotto. Arrivo dalla scaletta pipa nel montaggio che però non riesco a decifrarla. Sì, Giancarlo è dito modello panino. Sentiero Ziffer. Allora c'è camoscio in cima, I camosci! Eccolo lì camoscio. A meno che non sia di Stambecchi addirittura. Sì, questi sono Stambecchi. Questo è un maschio.
Curioso lo stambeco. Sono marchiati però. Sono marchiati però. Oh, panorama della vetta. Sul Sernio. Gran Campanaro. Un po' sotto. Spettacolo, Corrado, che hai detto? Questi tambecchi qui di essere super controllati perché tutti marcati. Forcella prevala. Vediamo se si vede Gilberti. No, Gilberti è nascosto. Oh, proprio non c'è più una lacrima di neve nel canale di Canin, Corrado che ha fatto fame. Ha fatto fame, pare. Insomma non c'è retorica in montagna, se vuoi godere devi soffrire prima. Bivacco. Ecco laggiù il Plauris. Forcelletto. Guarda, si vede il Pelmo in lontananza, guardalo il Caregon, il Pelmo e l'Antelao. Pelmo e Antelao. Porca miseria, Stambeco giovane. Bellissimo. Dall'interno del bivacco filmiamo un stambeco che sta pascolando. Giancarlo ne approfitto per fare la fotografia, siamo all'interno del bivacco, direi confortevolissimo dopo la salita, Giancarlo che hai detto? Meglio il bivacco che la bastonata, ti dice. Corrado, che hai detto? Creo. Non è il dos stani, lì non passava, insomma. Ma lì. Non è chi ne c'è la Petra, ti esploseva la Petra, La Petra.
a Petroscalari, ecco che all'interno del bivacco, classico bivacco tipo Polonio, 9 posti. Sono arrivati su. Allora, 3 sì. 9 posti? 9. posti. Tante volte neanche c'è 12. Ragazzi, c'è un panorama fuori che c'è da svenire della bellezza. Mangiamo una mela e dopo. Madonna che belli. Adesso mangiate buffo di locale. Eita, chissà che giornata cialda che sarà, no? Il nostro amico continua a seguirci. Cosa tu? Guarda che roba. Qua è veramente una roba. Ecco, là è la pianura, là non dovrei essere neanche là verso est. Il mare là, là è la pianura e neanche, vedo là i fiumi che vado là. Elemento là. Poi ce lo sono là. Non deve essere via, ma credi che la foschia là? Sì, la foschia là, c'è là così sono. Dai che viene fuori al sole. Se viene fuori del sole, te sta sì. da io, te può restare anche una mezz'oretta così. Giavo di mezzanotte. Ma sti paesini qua allora, cos'è i paesini là? Da Valdogna. La Valdogna, che arriva da dove la strada? Chio, picchi. L'autostrada, Le paradiso della su, vengo così l'autostrada. E poi una vallata parallela e vanno sull'autostrada là. Ma non arrivi tu. Si ferma. Si ferma. Sella Somdogna. Sai, non so nome. Guarda che paese là Dio, caro. Che par de là de Sella Sondogna, è il rifugio quel dei laghi di Valbruna. Come si chiama là? Rifugio greco là. Rifugio greco. Cos'è il lago Dopo le fusine, Sì. però poi. Adesso non mi fa la sol, batte brucia. Guarda, questa là è un pelio. Ti starà a vedere Croda io rossa. su. Montelao, Carrigone del Padre Eterno. Quelli sono i Monfalconi. L'autostrada sotto. Lauris. Ma sul Monte Cimone c'ero anch'io, eh. Che hai detto? Sì. C'ero anch'io lì. Sì. No, però sta qui le da sola e il credo Franco ieri insieme 7 insieme. Ma sapevi cosa che resta qui? Ma chi la metto da in quarantena? Mi sola. Come segna... tutti i piani di Montasio. Si dovrebbe vedere il mare da qui, ma c'è foschia verso la marina. Cresta dei Musi. Ecco giù sicuramente il gruppo del cavallo. Non riesco a metterlo a fuoco. Eccolo lì la sella.
Gli stambecchi ci seguono sempre da vicino. Giancarlo si diverte a filmare, riprendere. Se viene a fare un fiato, Però la testa alla Madonna. una boccata del sole. Ma sa rifaccio? Una boccata del sole. Era la testa alla Madonna. Sì che le serata. Cosa succede? Gli ha rotto qualcosa, gli ha rotto. Cata la Madonna decollata. Si vede che probabilmente è stato l'azione del freddo, del cielo, chi lo sa. Gorizia l'ha portata su sta. 10 del 9 dell'87. Gruppo escursionistico Gorizia. Madonna della Neve e della Pace. A te parte da là, guarda. Tacca dice un Guarda. Però pensaste da lì su tutte le cime un Guarda. Guarda che è la via, Dio caro, che alta lì la via. In fondo. La neve, ora la neve la via. Ne faccio anche un paio di foto anche. Sì, adesso perde. Che ore abbiamo fatto, ragazzi? L'alloy dentro mi viene. Mezzogiorno e un quarto. Le buon'ora, va. Sì. 32, Giancarlo chiude la porta del bivacco. E l'ho avuto su. Salutiamo gli stambecchi della vetta. Ci prepariamo a scendere. Salutiamo la Madonnina decollata del Montasio, del Monte Cimone. È difficile che si torni. Sono posti che si vanno una volta nella vita, che dopo si va in un'altra banda, insomma, ma anche me la penso così, a meno che sai uno non vada a mo' di pellegrinaggio in certi posti, no? Tiene sempre questo po' di ombriosa, guarda. Un po' lì, non è proprio senza sole. I stambecchi ti dice? Prima che era antiche là sul corpo, la sono guardata no? E che cazzo, dove si trarano? Era che guardava dopo con chi del bus? Ah, tu ce l'ho da mette? Eh? Ma forse le avancio meglio, non mette niente. Grande Montasio. Con una macchina che è tranquilla. Guarda che è da sotto, eh? Sta asfaltata che è da sotto. Sì, te via fino a solo si ferma. Te vai fino al rifugio greco, te vai là a piedi che ti in strada, no? Il rifugio greco c'ha mezzo chilometro di strada a piedi. Te la fa della Val Caesara praticamente. Ma fa tanto, l'acqua non c'è. A Lussari. Ma adesso su Lussari. C'è passaggio via che va su Lussari. È un bellissimo posto.
la chiesa, il villaggetto. Oh, Le vie grandi così. Che è il Mane Long, no? Sì. Ah, le vuoi saltare, eh? Adesso scendiamo per questo vallone, facciamo una variante di discesa. Ragazzi, Parte, Pericolante. dalla parte pericolante, Giancarlo, ah, tutto ok. Sto che era l'unico saltuto un po'. L'ultimo. Sì, il caminetto. I bastoncini. Ma guarda, una volta che sei abituato non riesci più a fare a meno. Guarda che ti dà una mano forte, sai? Perché sostieni. Là. Giancario seriamente sta scendendo. Via Barazzano, il mare di salita. Ho una piccola sosta lungo la discesa. Perché sa, se ti mai tanto, ti diventa ti pesantissimo. Guarda che queste parole restano registrate per la storia, eh. E il canin. C'era davanti a Sas. Non riesco a vederlo lì, eccolo lì, inquadrata. Guarda lì con le manute. Proprio te una sassata se la si muove. La gira il ciaf, guarda lì che la gira il ciaf. Bellissimo, eccola che la va. Vabbè. La si è sbassata. Prova. Proprio te una sassata. Belle 200 metri, con lo zoom lo vede chi taccata, ma capisci che è lontano. Un sassolino, guarda se ti trovi uno. Quella marmotta immobile quando vuole. Eccolo lì. Guardalo lì. Che bella che le guarda, che bella nina. Però dipinto Cornelio, Corrado, Sa mosso da si è sbassata, sì. E in Ciataroma c'è modo in do. È facile. Vai in do, lasciala sta Corrado, che do in do. No, perché è una bella posizione quella lì, eh. Io ti to i carsici.
del vallone della Viene. La Viene, ecco la sella, ecco della nostra montagna, che da qui non si presenta molto eroica, però una gran bella montagna. Tirata! Oh! Ero lì, Troy? Buon buon. Pensai che fosse chiamato Pindomi, guarda un po'. Sì, non è male. Ah, ecco. Troviamo la numerazione 641. Si tratta di scendere e poi ahimè di risalire un po'. Problemi di orientamento. Meno male che ho trovato una traccia qui sopra, ecco lì il segnale. No, 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 se non ci muovo, bravo. Speroni dell'anticima. Giancarlo è un po' incasinato in una valicella. Giancarlo l'Adrio cagare, l'Adrio fa che cosa? Sta attento che con lo zoom te rovine. Comunque siamo arrivati al bivio con il traversone che adesso ci porterà ai piani del montaggio. Sì, era pega qui. No tanto però. Poi arriva anche l'uomo dei boschi qua. Ora di stasera Giancarlo ti colato 3 kg. Oh, siamo sul sentiero trasversale, il collegamento con gli altipiani del Montasio. Guarda che paese da loro vicino. Guarda. Ma i paesi magari. Guardate che magri. Perché io anche per dire su un posto di lavoro, Dio buono. Io dico che su a Tarvisio, Sembra che le se no a Tormeso. E se no io fai i boscaioi. Voi Maigers. Bene all'ombra. Bene, allora. È storica questa frase. Guarda che ho tornato per il monte. Ah, ti nasce voce meno togo, eh? Tina 2 ore, Corrado. Oh, Ascoltami a me. 2 ore, Tina. ma scherzi. Perché ti sono di fronte, guarda Corrado, vedo là dove che è il ghiacciaio. Guarda che le piste. Canin domina sempre la traversata. Ora siamo in vista degli altipiani del Montasio, ancora lontanini, comunque siamo sulla strada buona, sono le 3:29. Che? Sentiero. È il patocco. No, tocca il deva avanti, non è che sono idoneati, dopo il deva davanti.
Ecco, di qui dovrebbe salire la ferrata Pipan. Ha fatto il giro da poi. Era lì? Sì sì. O 407, siamo rimasti in vista dei piani di montaggio. Praticamente a Luigi non ti vai su per là. Giancarlo lì su Giancarlo. Ah! Impressionante. Dio chi? Ragazzi, sei in su. Le in su, ma soprattutto le anche in là. Dio poi. Perché il montaggio le pin su, ma le pin ca, vedo, va tirare su di gredo il montaggio. Oh, la macchina al lavoro. Lì. Adesso c'è anche la strada lì, sì. Ogni altro non può venire avanti fino a con la macchina. Oh, la macchina, sì. Un chilometro. C'è di P? Ah sì, anche due. Ciao. Allora, mezz'ora. Ecco. Perché mi dice a me? No, comunque è obbligata la strada, è dove qua. Sono obbligati ad arrivare. Poi i nostri eroi devono arrivare. I nostri eroi. I nostri eroi. I nostri eroi. I nostri eroi devono arrivare alla macchina. Dopo una lunga camminata. Sono le 4:24. Finalmente arriviamo al parcheggio. Poi del corso alla neve, beve qualcosa, no? Sì. E dopo lascia sistemare. Dopo 7 ore.